Alessio Lattuca di Confimpresa, Movimento per la Sostenibilità Ambientale. Giorno 1, un importantissimo convegno presso il Conservatorio dell'Aula Magna Consorzio Universitario, un convegno che ha visto già la partecipazione di tante scuole, di tanti giovani, di tante strutture, di tante associazioni del nostro territorio. Ecco, con quali obiettivi, con quale spirito affrontate questo momento? Rispetto al passato abbiamo aggiunto al tema dell'Expo per il clima e per una coscienza ecologica e ci siamo rivolti prevalentemente ai giovani oltre che alle associazioni che già se ne occupano da tempo, perché abbiamo la presunzione di concorrere per un cambiamento di paradigma insieme a tante altre che nel Paese se ne stanno occupando. Un po' meno se ne sono occupati taluni partiti e riteniamo corretto, giusto, che una classe dirigente della città debba occuparsi del futuro del proprio territorio non solo per le questioni che hanno a che fare con il rigassificatore, ma abbiamo allargato il tema ai gas clima alteranti, cioè al riscaldamento climatico, al cibo, a tutto quello che comporta un uso distorto delle risorse e un danno al pianeta che ha una refluenza su di noi e sul nostro futuro. Appunto per questo i giovani. Ci saranno un numero elevatissimo di giovani perché hanno partecipato attivamente tutti gli istituti superiori della città che hanno sposato l'idea e vogliono contribuire anche loro a partecipare attivamente a questi processi che abbiamo messo in campo e speriamo che anche i partiti, quelli che almeno sono più progressisti, guardino con maggiore attenzione a questo problema che è un problema che riguarda la vita e il futuro delle persone. Ecco, brevemente quale sarà il calendario della giornata, gli interventi in maniera proprio sintetica? Diciamo che avremo qualche problema perché i partecipanti sono tantissimi, lo potete vedere dalla locantina, abbiamo avuto il patrocinio da un numero elevatissimo di enti, ci sono dentro tutte le associazioni cosiddette ambientaliste, da Mare Amico, Italia Nostra, Lega Ambiente, Salviamo la Valle dei Templi, insomma un po' tutti i soggetti che in qualche modo nel tempo si sono occupati di ambiente. Ma ci sono moltissimi enti, tutti gli ordini professionali per esempio, è una novità che tutti abbiano deciso di concorrere su questo tema ed è importantissimo che c'è l'ordine degli agronomi, degli ingegneri, degli architetti, insomma c'è una condivisione generale e sarà difficile gestire questa mattinata perché speriamo anche di far partecipare i giovani a una conversazione col professore Butera che è il decano del Politecnico di Milano, al quale abbiamo richiesto ulteriormente di fare un'altra giornata perché è stata richiesta dalle scuole sull'onda del successo della giornata che si è svolta alla Camera di Commercio. Abbiamo ripetuto un'esperienza, il professore è stato disponibile nonostante i suoi notevoli impegni a partecipare a questo processo che noi chiamiamo processo appunto perché abbiamo posto in essere un processo attivo tra la popolazione e abbiamo visto che c'è grandissimo consenso.